Bentrovati a tutti e bentornati a Storie. Raccontiamo in queste puntate la storia di Semonide. Semonide è il secondo grande autore di Giambi, questa poesia aggressiva che caratterizza la storia della letteratura greca. La storia della letteratura greca che dopo Esiodo e Omero aveva avuto appunto nella lirica, nella poesia dei piccoli poeti il suo fiore all'occhiello. Dopo Archiloco è la volta di Semonide, un uomo che è ricordato per la sua capacità di essere un narratore delle caratteristiche della propria città. Perché è un narratore delle caratteristiche della propria città? Perché lui partecipa alla fondazione di una nuova città, la città di Amorge, da cui nasce il suo soprannome, Semonide Lamorgino. Lamorgino proprio perché partecipa alla fondazione di questa nuova colonia. E in questo processo di colonizzazione lui riafferma quelli che sono gli ideali che erano della sua famiglia, e l'ideale principale della sua famiglia era la misoginia, cioè l'odio nei confronti delle donne. Pensate che Semonide racconta della donna come di quanto di peggio si possa vedere e ravvisare nella natura, come il peggiore dei mali che Zeus abbia donato agli uomini, prendendo come spunto 10 animali anche abbastanza offensivi, per cui non mi sembra neanche corretto raccontarli. Se volete potete andarvi a vedere il catalogo delle donne, comunque 10 animali a cui vengono paragonate le donne. Si dice: questa donna è avida, questa donna è sporca, questa donna è poco intelligente, questa donna è poco capace perché discende da quell'animale, questa donna è inetta perché discende da quell'animale, questa donna è stupida perché discende da quell'altro animale. Quindi paragoni pesantissimi con gli animali che riducono il genere femminile a essere in qualche modo un ostacolo al disegno di potere che aveva l'uomo. Una società che si dice quindi androcratica perché il potere non era tanto dell'uomo nel senso di essere umano, ma era proprio del maschio, il potere del maschio. Ed è molto particolare questa cosa perché la società occidentale merita un approfondimento su questo, perché abbiamo visto, se qualcuno che ha avuto la pazienza di seguirci da puntate in memoria, che la società occidentale era una società matrifocale, cioè incentrata molto sulla figura femminile, la grande madre, tutte queste pratiche legate all'antichità. E a un certo punto c'è stata questa conversione, è diventata una società androcratica, fondata sul maschio, sul maschilismo, di cui Semonide è il campione inarrivabile per certi aspetti. E questa svolta è avvenuta in maniera un po' misteriosa. Quello che i moderni studiosi vanno a ridefinire pare che sia stato l'apporto, soprattutto l'apporto delle stirpi asiatiche e delle stirpi semitiche, che hanno inserito all'interno della cultura occidentale un concetto che non era occidentale, che è quello del primato del maschio, del maschile, del primato del seme sul grembo, che è molto interessante, no? Perché oggi viviamo in una società che manca di semi e manca di grembi, dove il maschile e il femminile in qualche modo sono in difficoltà ad affermarsi e a ritrovarsi. E allora riandare a vedere questi conflitti ci aiuta a fare un po' di chiarezza anche su quella che è la cifra dell'essere maschio e la cifra dell'essere femmina, il seme e il grembo. Ebbene, Semonide individua nel grembo l'argine ad ogni seme e non il luogo dove il seme può sbocciare. E da qui un valore della donna estremamente negativo. Vedremo che questo lo porterà a delle conseguenze estremamente tragiche, ma questo lo vediamo qui, lo vediamo a Storie.